Grazie a Cristiano Costantini, che è sempre molto, molto attivo e fa tantissimo per Mestre. E tra le tante cose che fa e che organizza, mi permetto io, e questa è un'iniziativa mia, di segnalare una cosa che lui ha taciuto per umiltà, per discrezione, ma che è la bellissima mostra che ha organizzato al Laurenzianum su Ernani Costantini, una mostra di pittura che vi invito io ad andare a vedere, curata da Dolphin. Il Laurenzianum è praticamente la vecchia scoletta dei Battuti che trovate di fianco al Duomo. La mostra è aperta fino al 19 di ottobre ed è ingresso gratuito. Una mostra veramente bella che riguarda, è a tema perché sono i dipinti di Hernani riguardanti Venezia, con una saletta invece molto particolare riguardante i temi sacri, perché Hernani è stato molto attivo nelle chiese, in particolare di Mestre. Lo faccio veramente di cuore perché l'ho già vista e vale veramente la pena. Bene, prego. La conferenza di stasera di Massimo Orlandini, diciamolo subito, è un'eccezione nei criteri seguiti dal progetto Venezia, perché chi di voi ci segue sa che in genere affrontiamo, chiamiamo studiosi, appassionati, esperti a parlare di temi riguardanti la storia della dominazione veneziana di Mestre, temi riguardanti la storia di Venezia, ma soprattutto diciamo nell'epoca moderna fino alla caduta della Repubblica e agli inizi della prima dominazione austriaca. È un'eccezione che però di cui siamo onorati, perché dal punto di vista cronologico riguarda il Novecento, no? E allora va spiegata perché, soprattutto da chi appunto come me organizza queste conferenze, abbiamo voluto fare questa eccezione. Perché io non conosco da molto Massimo, ma poi ho avuto modo di guardare le sue pubblicazioni, i suoi lavori, e nei lavori di Massimo, anche se lui si occupa del Novecento, c'è qualcosa che ci interessa dal punto di vista metodologico ed è fondamentale, perché noi siamo convinti che parlare del passato, anche di quello più recente come quello del Novecento, e quindi riportare alla luce il tema della memoria e quindi di affondare i ricordi nel passato di Venezia e di Mestre sia fondamentale per progettare il futuro, ed è questa esattamente l'impostazione metodologica che Massimo ha nelle sue pubblicazioni, ed è la ragione per cui io ho voluto fare un'eccezione, non solo per l'interesse dei temi di cui lui si occupa, ma proprio per l'aspetto metodologico che Massimo adopera, ed è un approccio che ha anche un nome, si chiama Heritage, ed è inteso come una ricerca sul patrimonio e l'eredità della imprenditoria, in particolare per quanto riguarda Massimo dell'imprenditoria veneziana e mestrina, in particolare di Porto Marghera. Quindi interesse per ciò che ci dirà, perché ci parlerà di alcuni casi emblematici, alcuni casi studio di cui lui si è occupato, si sta occupando, come quello della Paolini Villani, della Vidal e da ultimo quello della Colussi, che è una ditta che voi conoscerete molto bene, perché so che il pubblico di Venezia è anche molto goloso, quindi conoscerà sicuramente i biscotti della Colussi. Ed è un libro straordinario che vi segnalo e che vi invito a sfogliare, a guardare ed eventualmente anche ad acquistare, perché è l'ultima delle grandi fatiche di Massimo. Il libro è stato fatto in collaborazione con Mazzari, no? Si intitola Colussi 1791, una ricetta di famiglia, ed è stato pubblicato dalla Silvana Editoriale. Si tratta di una lunga ricerca che comincia appunto da prima della caduta della Repubblica e arriva fino ai nostri giorni, e in questa ricerca sono emersi documenti riguardanti la storia della famiglia, ma soprattutto l'attività industriale, e da queste continue
battute fatte da Massimo sono saltate fuori anche cose curiose ma straordinarie, come per esempio le vecchie scatole di latta, no? Che poi hanno fatto diciamo da traino anche nella pubblicità che la Colussi ha curato attentamente nei decenni del Novecento, anche perché Massimo Orlandini nella vita si occupa di pubblicità industriale, vero Massimo? E quindi è anche particolarmente attento a questi aspetti e ha scritto tantissimo. Non è il caso adesso di enumerare i suoi saggi, le sue monografie. A me premeva soffermarmi su questa che vi ho appena segnalato, anche perché questo libro sui Colussi ha ottenuto un premio che io reputo molto importante, ed è il premio Valori d'impresa promosso da Confindustria Veneto Est, quindi a riconoscimento di questa ricerca, di questo studio corposo e molto approfondito. Massimo ha scritto tanto altro, per esempio, qui leggo dal suo curriculum, per esempio ha collaborato a un'altra pubblicazione sul taglio che vi dicevo di Heritage locale, che si intitola 1924-2024, 100 anni di vetro a Porto Marghera, che sarebbe la storia dello stabilimento Pilkington, no? L'ex Vetrococche. E tra l'altro, perché poi Orlandini è una persona che è attivissima, sta curando un altro progetto editoriale estremamente interessante, che quando poi sarà terminato speriamo di poterlo illustrare, che è relativo alla storia del mondo delle drogherie veneziane, i vecchi Spezier se non sbaglio, no? Ma non solo veneziane del centro storico, ma anche veneziane a Mestre. Ce n'è una che è tuttora attiva, che tutti conoscono, che non faccio il nome, ma insomma è una drogheria famosissima che si trova in piazza Ferretto. Quindi la visione che ha Massimo è questa: studiare il passato in funzione del futuro, studiare il tema dell'alimentazione nel passato per vedere quali sono state le ricadute e quelle che potrebbero essere le ricadute nel futuro. Perché appunto, sono parole anche sue, dice: il futuro non si inventa ma si progetta, macinando anche l'acqua passata. E su queste parole io gli lascio la parola e lo ringrazio tantissimo per il suo contributo. Ringrazio, penso a nome di tutti, Massimo Orlandini per le notizie che ci ha dato, veramente, che non c'è bisogno che le riassuma io, eccetera. E abbiamo fatto un po' tardi, ma valeva veramente la pena. E forse c'è lo spazio per una o due domande, ma una ne vorrei fare subito io, poi magari passo anche il microfono a Cristiano. Sono rimasto colpito da tanti aspetti, ma uno in particolare che mi ha veramente sorpreso piacevolmente è che, insomma, noi facciamo storia, spesso facciamo storia di luoghi, qui invece abbiamo sentito una storia di persone, di uomini, no? E soprattutto di imprenditori. E quello che mi ha colpito è la vastità di conoscenze di queste persone, perché poi tutte le immagini, dalle fabbriche, gli architetti, le iniziative, i brevetti, le macchine per la produzione, la grafica per la pubblicità, cioè, tutte queste cose poi passavano al vaglio di questi imprenditori che per forza di cose dovevano avere una vastissima cultura. Basti solo pensare a, non so, per esempio all'arredo dei negozi, ma anche le ultime immagini che ci hai fatto vedere, che non sono fatte così, vengono chiamati i migliori sul campo, perché c'è la convinzione, e questo è un fatto antico, della potenza delle immagini, no? E quindi in questo caso da applicare in campo industriale. Questo mi ha colpito tantissimo, vorrei magari che tu magari spendessi due parole. Poi se vuoi volevi fare una domanda anche tu?
Ecco, allora mi fermo qui e poi se c'è qualche mano alzata per Sì, un paio di domande, una. io posso dire che sono dei giganti, sono aziende che hanno veramente aperto delle strade anche nuove. L'imprenditore dell'epoca, mi piace ricordare per esempio Ercole Marelli, di cui il professor Mario Magagnino ieri ha presentato alla Bredense la storia con un libro. Questa era gente che aveva un'apertura di idee, un'apertura verso l'esterno, del bello, del ben fatto, dell'orgoglio di fare una cosa fatta bene, che portava necessariamente alla bellezza. Per cui, anche che fosse un prodotto industriale, c'era la personalità dentro il prodotto del titolare. E questo era profondamente anche italiano, perché il bello, il ben fatto, l'idea dell'orgoglio di produrre bene, fare bene, era insito in questi imprenditori. Non dico che non ci siano anche adesso, ovviamente, però era un mondo, quello del Novecento, dell'inizio del Novecento, di veramente progettato e visto verso il futuro. Si sceglieva il migliore degli illustratori, si sceglieva la strada magari più costosa ma che portasse a un prodotto migliore, innovativo, certamente magari non con i mezzi che avevano altre società straniere come Lipton per esempio, che era un uomo che nel 1887 aveva 400 negozi monomarca. Impossibile pensare una cosa del genere, però certamente c'è un aspetto molto italiano su questo discorso, anche nel mondo alimentare, cioè un legame col mondo alimentare per esempio l'arte di insaporire i cibi con la Pauline Villani, unico, cioè l'idea che il cibo deve essere trattato in una certa maniera, quindi io quello che produco mangio, non so se mi sono spiegato. Una domanda, lascio il microfono un attimo a Cristiano che la fa al volo e poi la porto al pubblico per l'altra domanda. Buonasera, mi ha colpito l'intervallo temporale molto, molto ristretto, una quindicina d'anni a cavallo dei 2 secoli, in cui tutte queste iniziative, soprattutto nella chimica e nella conceria, si sono sviluppate. A suo giudizio c'è un motivo per cui in quel momento c'è stato questo, diciamo, piccolo boom industriale? Cos'era? La disponibilità di macchinari che prima non c'erano? La disponibilità di energia elettrica relativamente a buon mercato o semplicemente, non so, motivi finanziari? Cioè, come mai alla fine dell'Ottocento nel Veneto, cioè anzi nel veneziano, si è scatenata questa cosa che non è banale, assolutamente. Costruire in mezzo all'acqua non è una cosa che fai così. Le do una risposta mia per quanto riguarda la mia esperienza. Allora, io penso che il fatto che questi industriali abbiano cominciato a frequentare gli Expo, teniamo presente che nel Novecento c'è l'Expo di Parigi, che è molto importante, ma abbiamo anche Milano nel 12, tutto il mondo delle manifestazioni, dei premi dati alle aziende che innovavano. Questo ha portato a una competizione di innovazione spinta. Il fatto di utilizzare anche macchine tedesche o francesi, confrontarsi con varie lavorazioni, per esempio nel settore della cioccolata erano molto avanti i tedeschi, i francesi, e quindi i veneziani andavano a capire come trattare la cioccolata con nuovi sistemi, il macinino che ho detto prima, è frutto di una competizione industriale ma anche della pace. Cioè il fatto che l'Europa, che per un certo numero di decenni si sente tranquilla, il commercio, le industrie, eccetera, prosperano. La cesura la vediamo nel 1914 quando succede il patatrac, però c'era appunto il discorso del futuro, del progettare, era una corsa verso il futuro notevole e quindi anche un mondo, diciamo, che positivo, che vedeva le cose in costruzione.
non perché io lavoro nel mondo delle fiere, ma di fiere internazionali, ma il momento in cui si incontrano le aziende a livello mondiale internazionale e andare a aprirsi al mondo significa per le aziende veneziane e venete un grande diciamo spinta. Io da poco ho fatto una scoperta, questa scoperta probabilmente genererà un convegno. Io ho scoperto che il Made in Italy, per esempio, è nato in Veneto, primo, non è nato nel Novecento, ma è nato nell'Ottocento, perché un mestrino veneziano che è Guglielmo Berchet, famoso studioso e legato all'Istituto di Scienze delle Lettere e Arti, a un certo punto fa una scoperta, parla di un'azienda che si chiama Ferrari, Enrico Ferrari, che impianta un'occhialeria a Calalzo, e che per la prima volta nel 1897 parla di Made in Italy iscritto su un lavoro scientifico. Dice, benedetta questa occhialeria che invece di spacciarsi per prodotti tedeschi o francesi scrive Made in Italy su ogni suo prodotto e lo spedisce in giro per il mondo. È una scoperta che sta facendo un po' il giro d'Italia. Perché questo? Perché la Ferrari poi diventa Safilo. Cioè è la prima azienda che da frescura, i primi produttori di occhiali passa a Ferrari, da Ferrari a Carniel, da Carniel ai tabacchi alla Safilo. È l'inizio dell'occhialeria e fatalità, un'occhialeria che esportava in tutto il mondo col Made in Italy nel 1897 in Veneto. Penso di aver dato un'altra risposta. Altre domande? Io vorrei solo fare una domanda prima della chiusura, molto rapida. Cioè, è il fascino del racconto del passato, di un lontano passato, anche emozionale, perché ci ricorda anche la nostra gioventù, probabilmente in alcuni casi. E mi domando sempre, di fronte a queste proposte interessantissime, cioè, la nostra contemporaneità è in grado di produrre analoghe prospettive? Io sono sempre positivo perché il mio lavoro, come dicevo, mi ha portato a conoscere imprenditori di tutti i tipi. Ho lavorato in tutta Italia, in tutti i settori, per motivi editoriali, e quindi conosco gli imprenditori. Conosco l'Italia e tutte le filiere. Posso dire che io ho fiducia perché l'Italia, non dico che sia inaffondabile, però la creatività in tutti i settori merceologici che tuttora vedo sono la sicurezza che l'Italia ha un futuro. Perché veder combattere diciamo, a mani nude in certi casi gli imprenditori e riuscire a farcela in mercati così difficili dipende proprio da quello che si guardano, quello che hanno dietro. Cioè, c'è un DNA che non è scomparso. Anzi, io ho fiducia proprio per questo. Abbiamo una grande Italia manifatturiera che nonostante tutto va avanti. Grazie, molto bella la risposta. Mi è piaciuta. Bene, grazie. Bene, abbiamo finito. Grazie a tutti voi per la vostra partecipazione e un grazie veramente di cuore di nuovo a Massimo e a quello che ci ha raccontato. Grazie, buonasera a tutti. Vi ricordo mercoledì prossimo la conferenza sulle premianti del Premio Maestri di Pittura con il sorteggio delle gift card offerte da Insmercato, che sono questo omaggio che noi vogliamo dare a chi ha partecipato alla giuria popolare. Arrivederci a mercoledì, grazie.